Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Crisi idrica, gli agricoltori siciliani raggiungono un accordo con la regione per alleviare i disagi alle imprese, ma si moltiplicano i comuni con l'acqua razionata. Tanti dubbi sulla morte del 19enne trovato morto in strada a Messina. Letale un colpo di pistola, gli investigatori seguono la pista di un tragico gioco finito male. Madre e figlio uccisi in Inghilterra, fermato il compagno della donna per duplice omicidio. Tutti erano originari del Nisseno ed integrati nella comunità inglese. Ignoto il movente. A Palermo disposti nuovi accertamenti sulla morte misteriosa di Angelo Onorato. La moglie, la parlamentare europea Francesca Donato, sarà sentita dagli investigatori. Incontri tra il Ministro della Salute e le regioni per abbattere le liste d'attesa nella sanità. Pronti i provvedimenti del governo, tra le misure le visite negli ambulatori e in ospedale anche nel fine settimana. Calcio, giorni decisivi in casa Catania, in attesa delle prime parole del nuovo DS Faggiano e dell'ufficializzazione del nuovo allenatore, con Domenico Toscano sempre in pole position. Ancora buonasera, apriamo il nostro telegiornale con la crisi e con l'emergenza idrica, sempre più numerosi i comuni con l'acqua razionata, la situazione più critica nell'Agrigentino dove il prefetto ha deciso di requisire i pozzi privati. Intanto smobilitano gli agricoltori, raggiunto un accordo con la regione per alleviare i disagi della categoria. Ci dice tutto Lorena Dolci. Voucher per comprare il fieno, regolamento per contrastare la fauna selvatica, consulte di agricoltori da affiancare ai commissari dei consorzi di bonifica. Dopo 7 giorni di presidio davanti a Palazzo d'Orlean e una trattativa serrata con gli agricoltori, il presidente Schifani ha sottoscritto tutti i punti proposti da Coldiretti, tra cui la costituzione di un tavolo politico. Un tavolo politico che da mesi chiedevamo, perché bisognerà affrontare tutte le problematiche che purtroppo la siccità sta portando sulla Sicilia. Gli agricoltori tolgono così le tende e portano a casa un primo risultato per i campi a secco e allevamenti allo stremo. Ma l'acqua manca anche nelle case. Sono ormai decine i comuni in cui viene razionata, come a Gela, dove è stata programmata la distribuzione ogni 3 giorni. La situazione più critica resta ad Agrigento e provincia, dove monta la rabbia dei cittadini. Il prefetto romano ha deciso di requisire i pozzi privati e ha chiesto alla regione di autorizzare il riciclo dell'acqua nelle attività industriali per poter dirottare alle famiglie l'acqua potabile. Anche a Favara si è deciso di ridurre la fornitura alle zone dove è ubicato, fra l'altro, il carcere, mentre i turni di distribuzione si allungano. Noi abbiamo turni di 8-10 giorni e a volte non riusciamo neanche a rispettarli e questo diventa gravissimo, soprattutto con i cittadini che in questo momento hanno i nervi a fior di pelle, li capisco, hanno pure ragione, ma devono capire bene che acqua non ce n'è e se non ce n'è non ne possiamo dare. A Sciacca a peggiorare la situazione è lo sciopero delle autobotti private che penalizza soprattutto alberghi, residence, bar e ristoranti. Cittadini e titolari di attività produttive chiedono al sindaco Fabio Termine un intervento di protezione civile per attivare forniture urgenti di acqua e provare ad alleviare i disagi della popolazione e delle attività economiche. Adesso la cronaca non convince del tutto la ricostruzione della morte del giovane Michele Lanfranchi, trovato sabato sera cadavere sul marciapiede del quartiere di Giostra a Messina. Investigatori al lavoro per capire la dinamica di questa morte. Ci dice tutto Francesco Triolo. La dinamica dei fatti, quella raccontata dagli amici di Michele Lanfranchi sulla morte del 19enne, non convincerebbe fino in fondo gli investigatori. Il corpo è stato ritrovato sul marciapiede della via Michelangelo Rizzo con la pistola in mano, una 7,65, vicino sarebbe stato trovato anche un bossolo e quindi gli investigatori non escludono nessuna pista e vogliono verificare ancora le varie informazioni. Al lavoro gli uomini e la squadra mobile coordinati dal sostituto procuratore Liliana Todaro che stanno vagliando le testimonianze raccolte finora, quelle
dell'amico presso cui il giovane si trovava sabato sera, della sua compagna, dei genitori di lui. Qualche elemento in più potrebbe arrivare dall'autopsia, dagli esami balistici sull'arma e da altri accertamenti. Da quanto emerso dalle testimonianze di ieri, il giovane si sarebbe trovato a casa di un amico al quale stava mostrando una pistola che si sarebbe procurato qualche giorno prima. Mentre maneggiava la pistola, all'improvviso sarebbe partito il colpo che lo ha raggiunto al collo. Il giovane, sanguinante, sarebbe stato poi portato in strada in attesa dell'ambulanza, ma quando è arrivata era ormai troppo tardi. Sembrerebbe quasi una messa in scena creata ad hoc. Per questo le persone che erano in compagnia di Lanfranchi sono state sottoposte alla prova dello STUB per capire se qualcuno abbia sparato. Erano emigrati in Inghilterra in cerca di un futuro migliore, invece una famiglia originaria di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, è stata sconvolta da un duplice delitto. Servizio. Un villaggio idilliaco nella quiete dell'Essex in Inghilterra è tra queste stradine che si è consumata una tragedia dalle radici siciliane. I protagonisti sono tutti della provincia di Caltanissetta. Calogero Ricotta, 63 anni, originario di Mussomeli, ha ucciso accoltellandoli la moglie Maria Nugara, 54 anni, e il figlio della donna Giuseppe Monreale, di 29. Il fatto è avvenuto il 28 maggio nella cittadina di Hagley, a meno di un'ora da Londra. Maria e il figlio, riporta la BBC, sono stati trovati morti martedì scorso nella loro abitazione di Cambridge Road, una villetta immersa nel verde. Dopo 48 ore di indagini, la polizia è arrivata a Ricotta e lo ha accusato di lesioni e duplice omicidio. Una vicina di casa ha raccontato che era una famiglia tranquilla, che non aveva molti rapporti con il quartiere e che allevavano galline e conigli, ma anche cani. La donna era partita anni fa per cercare un futuro migliore, così come il figlio, nato da una relazione precedente. Si erano uniti a quella generazione di emigrati che qui avevano trovato un certo benessere. Migliaia di persone che, malgrado ciò, però hanno mantenuto un grandissimo legame con la loro terra di origine e soprattutto hanno costruito dei legami forti tra di loro, al tempo stesso integrandosi in modo perfetto con la comunità locale. Nessun indizio ancora sul movente. Certamente non ci sono motivi economici, non lasciavano trasparire certamente situazioni di disagio. Ecco, questo è ancora di più il rammarico che viene fuori. E adesso ci occupiamo della morte dell'imprenditore Angelo Onorato. Proseguono senza sosta le indagini degli inquirenti. L'imprenditore appunto è stato trovato cadavere all'interno della sua auto. Nuovi accertamenti saranno eseguiti in questi giorni. Il mistero però resta ancora irrisolto. Marco Gulla. Nuovi accertamenti, indagini e poi anche la convocazione della moglie. Sulla morte di Angelo Onorato si seguono due direzioni, si va avanti con le indagini per ricostruire il puzzle del mistero. Dal punto di vista tecnico-scientifico, la famiglia dell'imprenditore trovato morto dentro la sua auto è stata informata che in settimana saranno eseguiti ulteriori esami dopo che è stata effettuata l'autopsia e restituito il corpo. Accertamenti anche tossicologici su tessuti e campioni prelevati prima di consegnare la salma ai parenti e celebrare il funerale. I poliziotti della squadra mobile al contempo cercano risposte nella rete di relazioni, si analizzano cellulare, computer e GPS per tracciare contatti e spostamenti. Onorato negli ultimi tempi era preoccupato, ma stando alle tantissime persone finora sentite non avrebbe confidato i dettagli delle sue paure né alla famiglia né agli amici più cari. Tutto potrebbe ruotare attorno agli interessi dell'imprenditore su un terreno a Capaci, terreno su cui Onorato voleva costruire un residence. Relazioni, contatti e un mistero ancora da risolvere. Suicidio o omicidio? E se si trattasse di suicidio, pista privilegiata dagli inquirenti, perché Onorato si sarebbe tolto la vita? Un ventenne, Dario Mortellaro, è deceduto in un incidente stradale sulla statale 118 tra Prizzi e Palazzo Adriano. Si sono scontrati un'auto e un tir. Per il giovane automobilista di Santo Stefano di Quisquina non c'è stato nulla da fare. Per la morte di Dario, figlio di un ex assessore comunale, il sindaco del paese, Francesco Cacciatore, e l'arciprete hanno annullato tutti gli eventi della giornata per la festa di Santa Rosalia, patrona del paese, e sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali.
Adesso ci occupiamo di sanità, anzi delle liste d'attesa della sanità, che sono state al centro di un incontro fra il Ministro della Salute e le Regioni in vista di un decreto che sarà varato domani, ma che si annuncia dimezzato rispetto alle intenzioni. Intanto a Palermo, azzerata la lunga coda di interventi pediatrici grazie a una convenzione fra l'ospedale civico e l'Ismet. Maglio Viola. Visite anche nei weekend negli ambulatori pubblici e negli ospedali, straordinari per il personale sanitario per usare la diagnostica per immagini anche fuori orario e sempre nei weekend, e convenzioni fra strutture sanitarie pubbliche. Tutto per abbattere il più velocemente possibile le liste d'attesa in sanità create dagli effetti del Covid, ma in Sicilia anche da ritardi cronici del sistema. Sono alcuni dei provvedimenti che saranno presenti nel decreto sanità che il Ministero della Salute si prepara a varare domani e sul quale si è tenuto un confronto nel pomeriggio a Roma fra Ministero e Regioni. Il decreto costerà circa 300 milioni di euro, ma la Sicilia, in virtù dello statuto speciale, non è coinvolta in prima persona. Poche le risorse, ma quello che i tecnici dell'assessorato hanno fatto notare sono più le questioni normative sulle quali ci sarà un approfondimento. Intanto si azzerano le lunghe liste d'attesa per un intervento in ambito pediatrico a Palermo grazie a una convenzione fra l'ospedale civico e l'Ismet per smaltire la coda dell'ospedale pediatrico di Cristina. Proprio l'Ismet rende noto che restano soltanto 2 gli interventi da eseguire del lungo elenco trasmesso a fine marzo. Si tratta di rinvii dovuti ad esigenze delle famiglie, interventi che saranno comunque eseguiti nei prossimi giorni. Tornando al piano nazionale, il decreto liste d'attesa sarà varato domani dal Consiglio dei Ministri, ma conterrà soltanto la parte più urgente dei provvedimenti e poche risorse. Il resto dovrà aspettare un disegno di legge vero e proprio che sarà presentato soltanto dopo le elezioni. Il giudice per le indagini preliminari ha revocato il divieto di dimora a Cefalù nei confronti dell'ex presidente dell'ARS Gianfranco Micciche. Micciche è indagato insieme all'autista dell'Assemblea regionale siciliana Maurizio Messina per peculato, falso e truffa nell'ambito dell'utilizzo della macchina di servizio. Il politico si sarebbe servito dell'auto blu per fini non istituzionali né di rappresentanza. Adesso cambiamo decisamente argomento, l'estate è ormai alle porte, i siciliani si preparano per andare in vacanza, chi rimarrà invece nell'isola, c'è invece chi volerà all'estero. Sentiamo le preferenze dei catanesi e le previsioni delle agenzie di viaggio raccolte da Eva Spampinato. Qua vedo granita, brioche, quindi già siete in mood vacanza? Direi di sì. C'è chi ha già attivato la modalità vacanza e si gode quanto di bello e di buono la città di Catania può offrire, e chi sta pensando a prenotare il viaggio dell'estate. Penso di andare a Portocervo, sarebbe l'ideale. Però ancora non so, forse Zante. Quest'anno Catania. Vacanze in Sicilia? Assolutamente sì. Restare in Sicilia o volare all'estero? È la domanda che ricorre più spesso tra chi incrocia il calendario delle ferie con quello dei voli nazionali o internazionali, delle disponibilità in strutture alberghiere siciliane e soprattutto della disponibilità del portafogli. Qualche giorno fuori se riusciamo ad organizzare, sì. In Italia o all'estero? In Italia. Spero in Sicilia perché noi abbiamo il mare più bello in Sicilia. I siciliani cosa faranno? Soprattutto le famiglie fanno anche delle vacanze mordi e fuggi per il weekend nelle strutture qui in Sicilia, ce ne sono tante. Il target di prezzo si è un po' aumentato perché, come è aumentato tutto, aumenta anche il costo della vacanza. E poi abbiamo qualche difficoltà con la Grecia perché sono stati cancellati tanti voli che c'erano l'anno scorso, tipo Mykonos, Santorini. Non abbiamo più collegamenti, ma stiamo puntando anche su alcune destinazioni con dei tour che molti gradiscono tanto, come il Nord Europa, le crociere che vanno sempre molto bene, con una nave che è posizionata a Catania, navi che sono posizionate a Messina e Palermo. Mentre la Sicilia si conferma una delle mete italiane più ambite dal turismo di lusso. Soprattutto per il turismo di lusso, soprattutto anche per i matrimoni, quindi tutti quelli che sono, tutta quella che è l'accoglienza e l'organizzazione degli ospiti del matrimonio viene anche gestita in termini di visite, di accoglienza alberghiera, di transfer da chi ce lo richiede.
E chi resta in Sicilia dovrà fare i conti con il caro spiagge, anche se appunto nell'isola il mare resta il più economico d'Italia, ma i prezzi salgono rispetto alla scorsa stagione. È partita ufficialmente la stagione balneare a Catania, i siciliani scelgono sempre più però le strutture pubbliche proprio per non spendere un patrimonio. E i catanesi promuovono alla Playa la spiaggia libera numero 3, servizio di Desiree Ferlito. Con l'apertura della stagione balneare si fanno i conti di quanto costerà alle famiglie e ai turisti il mare. Le spiagge siciliane si riconfermano ancora le più economiche d'Italia, ma allo stesso tempo tutti i servizi forniti dagli stabilimenti balneari di Catania, Palermo e Trapani sono più cari rispetto allo scorso anno. Noi stimiamo che l'aumento vada dal 5 al 7%, ma soprattutto se non sono stati fatti aumenti l'anno scorso, dove l'inflazione è stata ulteriore al 14%, più quell'inflazione che sta maturando quest'anno, credo che un aumento ci stia. Se contenuto entro il 10%, penso che sia anche fisiologico. Di contro i prezzi dei servizi nelle spiagge siciliane sono anche di molto inferiori alla media italiana, persino la metà in alcuni casi, come gli abbonamenti annuali negli stabilimenti balneari. A Catania la media di un abbonamento è 998 euro per tutta la stagione estiva, prezzo che arriva sino a 2.100 euro nelle altre regioni. Potremmo stare chissà quanto a parlare dei servizi che si danno alla Playa di Catania. Quando in un prezzo ci sono compresi tutti questi servizi, bisogna fare bene i conti, e lo dicono le recensioni sulle nostre strutture, che sono assolutamente altissime. Intanto è ufficialmente aperta la stagione balneare a Catania, già operativa la spiaggia libera numero 3, pronta entro la settimana anche la 1 e la 2. Dico che è abbastanza attrezzata, ben pulita, una bella cosa per Catania. Vi è piaciuta la spiaggia libera numero 3? Sì, molto bella, già attrezzata rispetto all'altra che ancora non è aperta. Non sembra nemmeno una spiaggia libera quasi. Apriranno anche entro il 10 giugno i solarium del lungomare Onnina in anticipo rispetto allo scorso anno. La Sicilia come sempre scala le classifiche tra le mete turistiche predilette, ma è anche vero che è abitata da 5 milioni di siciliani che scelgono sempre più le strutture pubbliche per andare al mare senza spendere un patrimonio. E adesso la musica sul palco del Baroque Festival di Piazza Armerina. Sale il rispetto della donna con il concerto di Dolcenera, che ha cantato tenendo sul pianoforte le scarpe e gli stivali rossi, simbolo di lotta alla violenza sulle donne. Servizio. Quando pensiamo, no? Al rispetto per le donne, noi pensiamo a queste décolleté qui, guarda carucce, c'hanno anche il cuoricino. Si chiama Baroque ed è la fusione tra il rock e il barocco della Sicilia, di Piazza Armerina, che per il secondo anno porta in scena per 3 giorni un festival di musica e cultura. Sul palco del Baroque quest'anno è salito il rispetto della donna, che l'applauditissima Dolcenera ha declinato anche in potenza della donna nella musica. È importante veicolare messaggi di inclusione e di uguaglianza in questo momento storico, perché sono i valori che rendono l'essere umano umano. È vero, siamo tutti unici e quindi diversi, però dato per assunto che facciamo parte di un'unica anima comune universale, l'anima mundi, ecco che le diversità diventano peculiarità. Tutti possiamo fare tutto in maniera diversa ma in sintonia. La difesa della donna è stata al centro del messaggio degli artisti che hanno animato la seconda edizione del festival, dalla Woman Orchestra ai Gemelli Diversi, i quali nel 2002 per primi raccontarono delle violenze domestiche nella loro musica. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi ritorneremo a parlare di sport, di calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Parliamo di calcio in settimana, primo atto ufficiale del Catania 2024-2025 con la conferenza stampa di Faggiano, già al lavoro da giorni per il nuovo tecnico con cui valuterà la rosa a disposizione. Servizio di Marco Carli.
Inizio di giugno importante in casa Catania, prima la formalità burocratica con un importante lavoro di documentazione dell'iscrizione al prossimo campionato, poi le parole del direttore sportivo Faggiano che sarà presentato alla stampa e infine il tecnico con Toscano sempre in pole, ma anche in questo caso con alcune formalità burocratiche da portare avanti. Faggiano già lavora da giorni, si valutano anche i giocatori a disposizione, ben 28, non sarebbero in molti quelli certi della conferma, ma tanto dipenderà dal nuovo tecnico e insieme a lui che il DS modellerà la squadra come ovvio che sia. E allora si torna al punto di partenza. Toscano che incontrerà il Cesena per liberarsi dal contratto in essere per la prossima stagione e che interessa anche al Padova, ma i veneti potrebbero anche confermare Oddo visto che potrebbero agire in regime di spending review. Il Catania si muove per arrivare velocemente al punto e tiene per sicurezza aperte anche strade alternative con Toscano che resta comunque l'obiettivo numero 1, quello su cui si lavora per definire tutto. Considerazioni aperte in casa rossa-azzurra anche per quanto riguarda il ruolo di direttore generale. Il Catania nella prossima stagione intanto si troverà di nuovo Avellino e Benevento, entrambe eliminate dai playoff di Serie C. La finale per la promozione in B è Vicenza-Carrarese. Insomma, sarà come sempre un campionato di grande livello in cui il Catania vuole recitare da protagonista. Il lavoro per riuscire nell'intento è appena cominciato. Adesso parliamo di beach soccer perché il Catania vince la Supercoppa italiana con il punteggio di 5-2 in finale contro il Viareggio. Ottimo avvio di stagione per la squadra etnea. I servizi. Settima Supercoppa e 15° trofeo di una squadra che sta facendo la storia del beach italiano. Il Catania Beach Soccer mette in bacheca il primo titolo stagionale nell'augurio che sia di buon auspicio per il futuro, che vuol dire campionato, ma anche Euro Winners Cup. Con Viareggio, campione d'Italia, finisce 5-2 per i catanesi, tutta un'altra musica rispetto alla finale per il tricolore vinta dai toscani nello scorso mese di luglio. Primi 12 minuti di gioco equilibrati con le due squadre che ben si conoscono e che si rispettano. La sblocca Gabriele Gori per i padroni di casa al quarto minuto del secondo tempo, ma il Catania Beach Soccer pareggia con Josep e poi si affida alle grandi parate del suo portiere Raffaele Padiglia, decisivo in ben 3 occasioni. Il destino però è catanese, è rosso-azzurro, il piazzato di Be Martins e il colpo di testa di Catarino valgono il doppio vantaggio. Il Viareggio non demorde, si rifà sotto, ma i catanesi restano padroni della partita. Josep ruba il tempo a Genovale all'interno dell'area di rigore e fulmina il portiere. Il 5-2 finale lo realizza Giordani, abile ad intervenire dopo una respinta corta. La stagione è appena cominciata con le prime gare vinte in campionato e i presupposti sono positivi, 2 vittorie su 2. Anche l'FC Catania, l'altra squadra etnea, è partita bene con 2 successi su 3. Dal prossimo fine settimana comincia in Portogallo l'Euro Winners Cup, ennesima avventura da vivere da protagonista per il Catania Beach Soccer. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.